Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Il triplice omicidio di Monreale, in azione una banda di 10 persone provenienti dallo Zen, esplosi 20 colpi di pistola, diversi feriti. I testimoni, era un inferno di fuoco. Dolore a Mazara del Vallo per la morte di un ragazzino di 15 anni caduto dal tetto di un'ex distilleria, ferito un coetaneo, probabilmente un gioco finito in tragedia. Bullizzata e picchiata da alcune coetanee, episodio di violenza nei confronti di una ragazzina di colore ad Avola nel Siracusano. La scena, ripresa col telefonino, finisce in rete. A Catania torna il Lungomare Fest, chiuso il tratto tra Piazza Europa e Ognina per una domenica senza auto tra mare e passeggiata all'aria aperta. Volontari di Plastic Free all'opera in tutta la Sicilia per raccogliere rifiuti. Nella fine settimana ripuliti 17 siti dell'isola. Bentrovati, in apertura il triplice omicidio di Monreale. In azione una banda di 10 persone che provengono dallo Zen. Hanno esploso 20 colpi di pistola. Sarebbero stati in 3 però appunto a sparare. Alcune persone sono rimaste ferite. I testimoni hanno detto era un inferno di fuoco. Marco Gulla. Dallo Zen a Monreale per rubare ciclomotori con le pistole e poi la rissa, la violenza, la morte e la sintesi della tragica notte nel paese in provincia di Palermo, un triplice omicidio nel cuore della notte davanti a decine di testimoni, il tutto a pochi passi dalla piazza del Duomo. A perdere la vita Andrea Miceli, 26 anni, che era stato ricoverato all'ospedale civico di Palermo dopo il ferimento ma che è deceduto dopo alcune ore di agonia. Uccisi anche il cugino di Miceli, Salvatore Turdo, 23 anni, e poi Massimo Pirozzo, 26 anni. I giovani erano residenti a Monreale, tutti incensurati. Andrea Miceli, prima di andare in soccorso del cugino, aveva messo in salvo la fidanzata, dicendole rimani in auto e non uscire per nessun motivo. Ha trovato la morte perforato dai proiettili esplosi in una notte da Far West. A fronteggiarsi un gruppo di monrealesi e palermitani arrivati dallo Zen, sembrerebbe per rubare motori. Secondo quanto si apprende dalle prime indagini, qualche piccolo scontro ci sarebbe stato il giorno prima, poi la scorsa notte la rissa sfociata in sparatoria. I palermitani sarebbero stati sorpresi da alcuni ragazzi di Monreale mentre erano intenti a rubare dei ciclomotori. Ne nasce una rissa, volano parole grosse, si passa alla violenza. Sembra tutto finito, ma non è così. Il gruppetto dei palermitani sarebbe quindi andato via, ma solo in apparenza. I 10 in sella e i loro motorini avrebbero iniziato una ronda intorno al locale, dove sarebbero passati per 2 volte. Poi avrebbero aperto il fuoco, sparati almeno 20 colpi di pistola. Poi i giovani sarebbero fuggiti via da via Vescovado, la strada che porta al parcheggio. Uno di questi sarebbe stato bloccato poco dopo, gli altri sarebbero stati rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone che sono state sentite in caserma. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno sentendo alcuni giovani dei quartieri Zen e Borgonuovo di Palermo. E a proposito di questa strage di Monreale, c'è una nota del presidente della Seus 118 Castro, che ha denunciato un fatto. Il personale intervenuto per i soccorsi è stato ancora una volta oggetto di aggressione da parte dei parenti di un giovane ferito. Un appello sociale, dice Castro, va rivolto alla popolazione per ribadire il ruolo e l'impegno quotidiano degli autisti soccorritori che coprono tutto il territorio regionale senza pausa alcuna. Si tratta di figure essenziali per il lavoro che svolgono e meritano enorme rispetto. Intanto c'è ancora paura e incredulità tra residenti e turisti appunto per questa sparatoria avvenuta davanti a un centinaio di testimoni. Simona Mazzone. Poteva essere una strage, non fa che rimbombare l'eco della paura e dell'incredulità tra residenti e turisti che ancora sono sotto shock. È inaccettabile che una piazza così centrale e affollata come quella di Monreale, un sabato sera, tra famiglie e turisti, si sia trasformata in un Far West e che 3 ragazzi abbiano perso la vita, mentre altri 2 sono stati feriti. Abbiamo sentito i spari e ci siamo chiusi dentro. Il fatto che mi dà triste è che si esca da casa
oggi si esca da casa con un'arma e si faccia, perché poteva esserci una strage. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, parla di una tragedia senza precedenti, vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Quanto accaduto impone una profonda riflessione il commento del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Si tratta di fatti che iniziano quasi sempre per futili motivi e degenerano in violenze che sfociano in tragedia. Tutto ciò è assurdo e dichiara di essere da subito disponibile ad avviare un confronto tra le istituzioni. Per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, c'è solo l'abisso della sofferenza davanti a questa tragedia. C'è la disperazione per un episodio che non può trovare alcuna connessione con la ragione. Intanto l'amministrazione comunale di Monreale ha deciso di annullare i festeggiamenti per la festa del Santissimo Crocifisso e proprio 2 dei giovani colpiti a morte erano membri della confraternita. A darne notizia è l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi. La violenza ha nuovamente colpito e questa volta i nostri ragazzi. Di fronte ad un simile evento, la parola più eloquente è il silenzio, i gesti più appropriati, la preghiera e il pianto, il suo commento. Intanto c'è una notizia, un 19enne del quartiere Zen di Palermo è stato interrogato per ore dai carabinieri perché è sospettato appunto di essere uno dei ragazzi che la notte scorsa durante la lite ha sparato e ucciso 3 coetanei di Monreale. E adesso cambiamo argomento, andiamo invece nella Trapanese. È stata posta sotto sequestro l'area dell'ex stabilimento vinicolo dove ieri pomeriggio è morto Leonardo Titone di 14 anni. Il ragazzino assieme ad un amico era salito sul tetto dell'immobile ma sono precipitati. Laura Spanò. A Mazara del Vallo, teatro della tragedia costata la vita sabato a Leonardo Titone di 14 anni, ci si interroga se questa poteva essere evitata, se quella struttura abbandonata fosse stata più controllata. I carabinieri che nella serata di sabato hanno sentito alcuni testimoni hanno infatti appreso che non era la prima visita che la vittima e il gruppetto di amici faceva all'interno dell'ex stabilimento vinicolo, segno che le precauzioni prese per non far entrare nessuno erano davvero esigue. Intanto l'area è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Marsala. Le indagini dovranno accertare dinamica ed eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione sul tetto dello stabile dismesso sono saliti Leonardo Titone e un 13enne di origine tunisine. Superando recinzione e diviti di accesso, i 2 sono riusciti a raggiungere il tetto, ma la struttura ha ceduto sotto il loro peso facendoli precipitare nel vuoto per 10 metri. Leonardo Titone è morto sul colpo. Il 13enne ha riportato una grave frattura al piede destro ed è ricoverato al De Cristina di Palermo. Ad attenderli c'erano gli altri amici che, non vedendoli tornare, hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi, permettendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118. Intanto la mamma di Leonardo, che vive in Germania, sui social ha lanciato un appello di ritardare l'eventuale funerale del figlio per permettere a lei e alla sorella di Leonardo di poter essere presenti a Mazara. Purtroppo si tratta dell'ennesima tragedia in Sicilia. Un mese fa a Catania un altro ragazzino di 16 anni era precipitato da un lucernaio del parcheggio esterno del centro commerciale di Belpasso. Simone D'Arrigo, nonostante gli sforzi disperati dei medici per salvarlo, era deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. E adesso ad Avola, nel Siracusano, la notte scorsa un gruppo di ragazzine ha aggredito una 14enne di colore, tutti a filmare senza però chiamare i soccorsi. Francesca Loi. Un sabato sera di violenza, l'ennesimo che coinvolge giovanissimi. Qui siamo ad Avola, nel Siracusano. Diverse ragazze tutte contro una 14enne, italiana ma di origini africane, probabilmente una coetanea. Prima le parole, gli insulti, poi la violenza fisica. Questo video virale sui social è soltanto uno dei tanti filmati registrati mentre l'aggressione avanzava, tutti con i cellulari in mano. Nessuno però ha chiamato il 112. Soltanto nella tarda mattinata, poco dopo le 12, la ragazza si è recata in commissariato con i genitori per sporgere denuncia. Non sarà difficile per i poliziotti dare un nome ai tanti volti che si vedono nel video, partendo da chi ha partecipato attivamente all'aggressione.
Continueremo a fare rete con le scuole, le parrocchie, le associazioni, le forze dell'ordine e soprattutto con le famiglie, scrive la sindaca Cannata, per costruire insieme un futuro di rispetto, dignità e inclusione. Torniamo a parlare dei funerali di Papa Francesco. Il giorno dopo in Sicilia si racconta la commozione. Da Palermo a Catania molti si sono fermati per rendere l'ultimo saluto al pontefice. Tanti giovani presenti a Roma. Orazio Longo. Non dimenticateci, dopo i funerali di Papa Francesco rimane l'appello lanciato da Brancaccio a Palermo con i volontari del Centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi e gli abitanti del quartiere insieme a rivivere la visita del pontefice avvenuta a maggio di 7 anni fa. Da Catania invece il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo, riporta la devozione dei carcerati e dice: ho visto molte immaginette del pontefice. E poi tanti giovani con l'emozione di aver accarezzato simbolicamente il volto di Francesco, 181 tra ragazzi, educatori e famiglie partiti da Caltagirone e più di 500 tra scout e pellegrini provenienti da Nicosia, Mazara, Siracusa e Piazza Armerina. Sul Sagrato di San Pietro, già a Roma per il Giubileo degli adolescenti, anche una rappresentanza della parrocchia annunziata di Biancavilla che ha sostato in preghiera dinanzi alle spoglie del pontefice. Delegazioni anche da Passo di Rigano e da Bagheria. Tanti i politici, tra cui il sindaco di Lampedusa Mannino, a celebrare il primo viaggio pastorale di Papa Francesco e a confermare che il Molo Favarolo sarà dedicato a Bergoglio. Tra i prelati siciliani a Roma si sono recati l'arcivescovo di Palermo Lorefice, il vescovo di Acireale Raspanti in rappresentanza della Conferenza Episcopale Siciliana e i cardinali Montenegro, che parteciperà al conclave, e Romeo, emeriti di Agrigento e Palermo. Gli arcivescovi Renna di Catania, Isacchi di Monreale, Gisanna di Piazza Armerina e Peri di Caltagirone, l'emerito Pennise e Damiano di Agrigento. Infine i volontari della Protezione Civile con una colonna mobile di 12 mezzi e 43 soccorritori. Soddisfazione dal ministro Musumeci: abbiamo offerto al mondo un'immagine di Roma e dell'Italia assai positiva in termini di efficienza e organizzazione, ha detto. Occhi puntati ora al conclave, dove per la prima volta non sarà rappresentata la diocesi di Palermo perché non esprime cardinali in età eleggibile. Furto sacrilego a Catania, rubato il tabernacolo dall'oratorio Giovanni Paolo II di Librino. Tonino De Mana. Nessuna voglia di parlare, tanta amarezza ed una sola certezza. Chi ha rubato il tabernacolo con le ostie sacre dall'oratorio Giovanni Paolo II di Catania nel quartiere di Librino è stato inquadrato dai sistemi di videosorveglianza. La notizia del furto è stata lanciata via social con un appello. Siamo profondamente addolorate perché un giovane, lo abbiamo visto dalle telecamere, ha rubato nella nostra piccola cappella il tabernacolo dove viene custodito Gesù Eucaristia. Per noi, hanno scritto in un post, è come rubare il cuore della nostra missione a servizio della gente e soprattutto dei più bisognosi. Il responsabile riconsegni le ostie anche lasciandole in una busta davanti al cancello. Sulla vicenda sono state avviate indagini, bocche cucite in oratorio dove la responsabile della struttura, Suor Antonella, si è mostrata rammaricata per l'accaduto chiedendo discrezione e silenzio. Profondamente addolorate per questo motivo. Cosa devo dirle di più? Di questo territorio, cosa devo dire? Consegne che noi rispettiamo. E restiamo a Catania, oggi è tornato il Lungomare Fest, l'appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade e le piazze del litorale di Ognina. C'era per noi Eva Spampinato. Sveglia presto questa mattina. Sveglia presto perché vogliamo correre per Catania e a Catania e vogliamo ricordare che il lungomare è di tutti e che vogliamo sfruttarne le bellezze. Chi l'ha detto che la domenica è fatta per oziare? No, c'è il lungomare liberato, no. Quando il calendario segna il ritorno del Lungomare Fest, il pubblico risponde e lo fa tirando fuori bici, pattini, monopattini, scarpette da running. Si parte? Facciamo una passeggiata così. Sole, temperature in risalita, musica, libertà. È un mix di danza-terapia e musicoterapia, quindi i benefici a livello psichico e ormonale sono incredibili. Farlo all'aria aperta in una giornata così, diciamo a 2 passi dal mare, diventa un toccasana, sì. Gli ingredienti ci sono tutti per trascorrere una domenica all'aria aperta, approfittando della pedonalizzazione del litorale di Ognina. Qua tutti corrono, vanno in bici, prendono un mezzo a 2 ruote, voi invece? No, noi tranquilli, seduti, corrono per noi i bimbi.
Tra biciclette che sfrecciano, ragazzi che rincorrono un pallone da calcio o si sfidano a canestro e corridori instancabili, lo scenario è quello di una festa dello sport e delle famiglie, con il mare che fa da sfondo. Il lungomare liberato è veramente uno spettacolo, lo dovrebbero fare sempre e continuamente. Tante le attività collaterali tra musica country e balli swing. C'è anche un campetto da calcio che ricorda l'appuntamento con la corsa di solidarietà. E centinaia di volontari in tutta la Sicilia hanno raccolto rifiuti. È l'iniziativa di Plastic Free che in questo fine settimana appunto ha ripulito 17 siti in ogni parte dell'isola. Con le nostre telecamere siamo andati a Siracusa. La loro buona volontà, un esempio per tutti. È domenica mattina, chi non lavora ne approfitta per riposare un po' o fare una gita fuori porta. E poi c'è chi coglie l'occasione per un gesto d'amore verso l'ambiente. Vivo qui, quindi se tutti nel mondo facessero un po' questo, dove viviamo, aiutassimo un po' a pulire, a far stare un po' tutti meglio, sarebbe sicuramente una cosa utile. Però insomma facciamo quel che possiamo con la quantità di gente che siamo e quindi meglio così. L'area del parcheggio Talete a Ortigia, Siracusa, è tra i 17 siti attenzionati da Plastic Free nel weekend dedicato all'ecologia. Muniti di guanti e sacchi si va a caccia di rifiuti. Principalmente plastica, pezzi di pneumatici, cassette di plastica, principalmente materiale plastico o vetro. Non sono mai troppi i grazie rivolti ai volontari, un esercito fatto da donne e uomini, ragazze e ragazzi, che arriva lì dove il pubblico non va. Siamo davvero entusiasti. Potremmo benissimo passare le nostre domeniche in famiglia, divertirci, però anche questo momento diciamo che è un momento importante per la società, per la città dove viviamo. Per avere un mondo più pulito basta poco, non abbandonare rifiuti in giro e soprattutto avere giusto un po' di amore per l'ambiente. L'Osservatorio Etneo dell'INGV ha pubblicato l'archivio delle eruzioni dell'Etna nella storia, un database unico alla portata di tutti con un click. Orazio Longo. Fiammeggia con danno di molte vignette, il monte cresce con le faville, un vulcano che assomiglia all'immagine fantasiosa dell'inferno di Dante con la frase a campeggiare sopra i comuni di Randazzo Bronte e Adernò. Si chiama Dante ma non è il sommo poeta, è l'acronimo inglese di Archivio delle eruzioni dell'Etna nella storia, progetto che raccoglie in un'unica piattaforma i principali cataloghi delle eruzioni storiche del vulcano siciliano e li integra con i dati monitorati dall'Osservatorio Etneo. 2500 anni di eruzioni raccontate in un click. C'è per esempio l'eruzione del marzo-aprile del 1689 che raggiunse Macchia di Giara e causò la morte di 2 persone e il ferimento di altre 5. Le fontane di lava alte più di 3 chilometri del marzo-aprile del 1800. La cenere caduta sulla playa il 7 luglio del 1863 è giunta fino a Malta. Ma andando più indietro, la lunga colata che raggiunse il Simeto nel 240 a.C. o l'eruzione pliniana che nel 122 formò la caldera del cratere del Piano. Il database rappresenta una risorsa unica e accessibile, spiega Stefano Branca, coautore del progetto. L'insieme di questi dati deriva da un lungo percorso scientifico di ricerca che è iniziato con la pubblicazione della Carta geologica dell'Etna nel 2011 e che è seguito nei decenni successivi con la datazione assoluta di tutte le eruzioni laterali avvenute in questo periodo attraverso diversi metodi di datazione, fra cui il carbonio 14, le tecniche di archeomagnetismo e di paleomagnetismo. Dante è suddiviso in 2 intervalli temporali, dal VI secolo a.C. al XVI secolo d.C. e dal XVII secolo ad oggi, ed è raggiungibile attraverso il sito ingv.it. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Palermo che vince 3-1 contro il Catanzaro. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso la Serie B, vittoria d'oro per il Palermo che a Catanzaro riesce a vincere per 3-1 e conquista il 6° posto. Marco Gullà.
3 gol, 3 punti, sesto posto e playoff blindati. Il Palermo vince a Catanzaro 3-1, conquista una vittoria fondamentale, da un segnale chiaro al campionato. Rosanero adesso sesti, sorpassato proprio il Catanzaro, e quinto posto occupato dalla Juve Stabia, distante solamente 2 punti. Una partita ben giocata dalla formazione di Dionisi, questa volta abile a mantenere il vantaggio e a non farsi rimontare. Dionisi conferma le previsioni della vigilia, Segre trequartista, Brunori e poi Pogliampalo. Al 9 minuto è già gol per il Palermo, cross di Brunori e goffo intervento sotto porta del difensore Bonini, autogol che è materiale per la Jalapas, 0-1. Il Palermo gioca bene, il Catanzaro non riesce a incidere, così al 26esimo arriva il raddoppio dei siciliani. Brunori ancora una volta palla al centro, ma questa volta è Segre da 2 passi a mettere alle spalle di Pigliacelli. Il Palermo difende bene e non soffre. I rosanero, anche se lasciano l'iniziativa al Catanzaro, non hanno ancora subito un tiro in porta da parte dei calabresi. Ripresa, il Catanzaro questa volta reagisce, il Palermo spreca lo 0-3 e allora Biasci riapre la contesa con questo gol di testa. I calabresi iniziano a crederci, il Palermo si difende e prova a ripartire. Nel finale clamorosa palla gol per il Catanzaro, Ceccaroni, scivolata decisiva su Pontizzo che aveva superato anche Audero. Entrano Verre e Leduaron e proprio da loro due nasce l'azione che porta al sigillo finale, gol di Leduaron e 3 punti in naftalina. Ci fermiamo per un'altra pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Questa edizione termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.